Buongiorno, Taglio di Po, asilo nido Il Girasole, dove si presenta un progetto importante ed abbiamo una delle responsabili appunto di questo progetto. Che progetto è? Allora, il nostro progetto è il progetto Benvenido, è un progetto sperimentale che è partito circa 2 anni fa e che è sostenuto dalla Fondazione Cariparo e dall'impresa sociale con i bambini e poi realizzato da Cooperativa Progetto Now in collaborazione anche con l'Università degli Studi di Padova e altre realtà grandi del territorio. Ecco, nella presentazione lei ha specificato l'importanza degli asili nido e l'importanza di poter essere raggiunti oppure anche usufruire per le famiglie meno abbienti. In questo progetto appunto cercate di fare un'inclusione anche per chi non potrebbe permetterselo, o sbaglio? Esattamente, ecco, questo progetto vuole aprire le porte del nido a tutti i bambini e tutte le famiglie. Lo vuole fare cercando di agevolare economicamente l'ingresso al nido, cercando di agevolare l'ingresso delle famiglie ai servizi, ma anche cercando di condividere un'idea di nido molto diversa da quello che si pensa, che è appunto, come dicevo, il nido dei bambini come importantissima opportunità di crescita e di sviluppo, come anche le recenti linee guida ci dicono, e un nido delle famiglie, perché le famiglie con l'ingresso al nido trovano il supporto e la rete di altre famiglie, ma anche il supporto di uno staff educativo competente e quindi un luogo in cui potersi rivolgere per qualsiasi evenienza, ma il nido è anche della comunità, perché appunto rappresenta il primo ingresso ufficiale dei bambini che saranno gli adulti di domani nella società. È un progetto che ha coinvolto le province di Padova e di Rovigo. Taglio di Po è stata scelta solo Taglio di Po per la provincia di Rovigo o altre comunità? No, ci sono altri nidi della comunità, c'è Taglio di Po, qui in zona c'è anche Ariano e Rosolina, io sono referente anche degli altri due nidi, e dopodiché abbiamo altri nidi nella provincia di Rovigo, come ad esempio quelli di Lusia e di Lendinara. Ultima cosa, per la fiera di Taglio di Po ci sarà la possibilità di contribuire a questo progetto, è una iniziativa della Proloco, lasciando 50 centesimi per ogni consumazione. Tra l'altro ci diceva che la raccolta sarà poi raddoppiata da Intesa San Paolo. Sì, da Intesa San Paolo, la raccolta sarà poi raddoppiata da loro, ci siamo dati questo anno in cui tutto quello che raccogliamo è la promessa di Intesa San Paolo è quello di raddoppiarlo per far sì che più bambini possibili possano accedere al nido.